stiamo lavorando bene e ho una grande fiducia nella polizia locale, perché si stanno prodigando in maniera continuativa per arrivare a trovare il colpevole e siamo sulla strada giusta. Quindi io invito questa persona che ha fatto questo gesto di consegnarsi prima che noi andiamo a trovare lui, perché la cosa diventa ancora più grave. Il primo cittadino di Montecchio Maggiore si rivolge direttamente al vandalo che, sfregiando il leone di San Marco che campeggia nella rotatoria di via Europa del paese, ha oltraggiato l'intera comunità che si identifica nel simbolo della Repubblica Serenissima. Il consigliere regionale Luciano Sandonà ha inoltre annunciato in un post su Facebook che la stessa Regione Veneto si costituirà parte civile contro gli autori di questo atto. Le indagini si stanno concentrando sulle immagini delle diverse telecamere che hanno monitorato la zona all'1:37 della notte tra giovedì e venerdì scorsi. La polizia locale sarebbe sulla pista giusta e rafforza il consiglio del sindaco. Invitiamo il soggetto ovviamente che, se terrà appunto un comportamento resipiscente, quindi potrebbe dichiararsi, sicuramente potrà essere valutato dal punto di vista della sua condotta in termini sicuramente migliorativi rispetto alla sua posizione dinanzi al giudice penale. Con un solo sasso scagliato violentemente contro l'ala, il vandalo ha distrutto anche la coda della statua del leone marciano, inaugurata il dicembre scorso, opera dello scultore vicentino Alberto Negrin. Il sindaco ribadisce la sua idea di pena per chi deturpa il patrimonio artistico cittadino. Facendo dei lavori socialmente utili, magari se hanno un lavoro nel fine settimana, così si rendono conto che invece di andare al bar e magari alzare il gomito devono fare qualcosa di importante che dà anche un riscontro al nostro comune.